saluto a tutti, so che sono a Baidende, oggi siamo in Rio Gaddari, che è il suo territorio di Cugliari, il suo Monteferro, e siamo bene con Dolores e Niedro, e siamo in compagnia di Salvatore Oro, poi dare come su un crescente Sasavore che hai piantato Santo Colato, su deghe di Natale, che ha avuto una DFA di Randine, e oggi siamo in che poi vedere se sono crescenti Sasavore, sono crescendene, e siamo contenti, e a poi di questo evento di deghe di Natale, fu uscita la notizia sul giornale in televisione che la regione Sardegna ha finanziato con un decreto, con una legge, praticamente 3 milioni di euro da destinare a allevatori e 1 milione di euro per tornare a piantare a noi la savore di olia. Ed io sono proprio in compagnia con Salvatore Oro, che è sicuro che sono proprietario, che fa che allevatore, produce bizzattini e ha da due soliario. Questa legge, questo binari che hanno promesso, Salvatore, è arrivato? I binari che hanno promesso, purtroppo sta una promessa, che non si andrà più, sono solo questioni, alla fine, e a Zudos non abbiamo stato da una volta. Noi dobbiamo ringraziare solo queste associazioni che ci sono venendo incontro. Abbiamo tornato a ponere che se no la situazione in Cugliari su è uno dei principali benefici dell'economia della isla. Che sei esatto e questo compagno che abbiamo zona non risultiamo a ponere la nostra attività. La regione, come te Bustinande, noi non comprendiamo come è fatta la regione essere indifferente a uno disaccato come Mannu, che non solo uno disaccato ambientale e non che si immaginare manco quanto animale se sono morto, e non dimentichiamo che questo fuoco è cominciato sul 23 di Trigola, che è definito e ha seguito alle aree fuoco fino a su 30 di Trigola, quindi una ghida in 3 di fuoco, no? E non queremos entrare anche in questa polemica della prevenzione, però noi da questa regione in questo momento lo aspettiamo che dia una mano a questa azienda, a questo Monteferro, che è un luogo come te vuole Salvatore che trasa da economia, no, che me da campano pure dai sozzo. Campan sì, Dai salina, e comunque sul danno non è solo il soliario ma è pure allevamento. Non nato su 50 ma su 35% in bidda è prena di ulia. Su 30% dell'economia che sta andando. In più in uno giardino che dove affezza qualche vaga bestiame, ne primo, che l'albero non è funimanna, e l'obuliana, e fai bene su bestiame ne pure come vuole qualche pruso. Sono tutto zastro, sono tutto, quando pianta sono lì dobbiamo scappare bestiame, è tutto un viaggio in questa economia. Questa regione, secondo me, si dimentica, da questa promessa, quando vai in campagna elettorale poi si dimentica. Mi dispiace da lonare, ma so che siamo vedendo con questo. Adesso preguntare a Dolores Puliti si sente denaro a questa regione. Che bisogna fare secondo te? Questa regione non deve bloccare, ma io tento di essere più ottimista, tento di pensare che magari sui fondi lo hanno stanziato e devono essere bloccati, devono essere investiti, però non si può aisettare all'infinito, non si può aisettare adenanti di questa gente che campa da questa economia. Chi vive di campa famiglia ad un'attività da curare, di conseguenza non può accettare all'infinito. Io mi auguro che questa promessa sia mantenuta in qualche maniera, che non si può sentire uno abbandonato in tutto. Cioè, se noi allarghiamo il sogno di questo che si di noi verso solo del mare è ancora tutto niente, è veramente ancora una desolazione. Ed è passato un anno che ha fatto a
a su pezzo di triulas. Dunque è veramente desolante abitare ancora tutto voi a un deserto. Si può tornare una verità e non so, penso che sia finza semplice, ed è un progetto che voleva fare questa regione, come è andata su in area è stato di avanzamento. Tu mi realizzi questo progetto, mi torno a piantare sul giardino, con un impianto a goccia intensivo, tutte queste cose come intensivo si vi vuole trabalhare. È stato di avanzamento, mi vuole dare azudo che in base al suo terreno o sul riesco di ponere. E casi penso che sui nari non ben se furare, certo se mi da sui nari e non realizzo poi se si impianto a mi dovrà piantare su lì, tanto vale che mi lo diese. Invece mi progetto apposta può ripristinare questa scuola. Perché il progetto è tempo reale, cioè perché sente, questa regione. È un anno che è passato, siamo già in ritardo. Io comprendo che questa burocrazia si eviti, capite, si time che sui nari pensa dai peso che sai due, furato, eccetera, però questa cosa a me dà più facile quanto pare, questa regione manda ad una in oca a controllare, Certo. valuta su danno che c'è stato fatto e cria e si aggiunge che era di immediato, perché se no non si resiste di. Come Antonello si inquadra da Inoca, purtroppo immagino che Antonello e Fattene non danno idea del danno che è intorno a noi. Però questo sono un pezzo Ma io che tutto a girare. di cui in tunno come tenere Salvatore esce tutto canto a cavone. È una valuta che hai fatto Salvatore. Lei sa sempre bruciata, si va ancora. Manca, dretto, è tutto canto bruciato. Hai fatto un'istima, Salvatore, Giovanni, San Nicolata, è andato a 2 milioni di euro di olia, sì. bruciato. Sì. Cioè, se un fedele è una cosa gigantesca. E poi tanto noi come associazione preguntiamo a questa regione di fare più responsabile di questa cosa, di fare in maniera che noi, come siamo in Oghe, in Cuglieri, questa località del Rio Caddato, poi da Sasavre che mi porto l'anno passato, sono nene, e da voi andiamo a abitare sul danno che ha che ha causato sul logo di Salvatore Oro, e da voi andiamo su conto. Però prima di serrare facciamo vedere Sasavore che mi piantato pure i danni che sono cuccia, sa. Te va bene pure Mauro Feno che non si è visto su sta cucciavora Mauro che ha appunto si non fa davvero da là. Sì, Che ha appunto un'ampulla trasparente con una bellissima poesia intro un'ampulla che l'ha fatta la poesia intro un'ampulla che ammenta io proprio questo momento vero, storico. Più da dai e pure pure è importante per noi che l'ha piantata Giorgia, la figlia di Gaffina Fiori, una creatura, una piccina minore, e lei mi porta Giorgia proprio a quest'anno. Bene, non vediamo da voi puoi dare sul danno che ha dato sul luogo di Salvatore Oro. Siamo in Oghe, in un'altra località di Cugliari, un altro luogo, un altro oliario che si narra da Badde Cresia, e siamo in Oghe, questo proprietario Salvatore Oro e Antonio Oro. In Oghe, a differenza dei chi ai mesi ha giocato a piantare San Nicolato, a Giovanni Cadeddo, in Oghe invece è caduto un trivaglio che è differente, come non lo vogliamo spiegare magari dai Salvatore, da Antonio. Infatti non si tratta di giocare sul ceppo, un ramo bruciato, la regina bruciata e poi il sapore nuovo. È ancora più complicata questa cosa. È vero pure denaro che questa natura non è morta su tutto, ha tornato a buonare il buddone dell'altro, però come lo facciamo spiegare, il tripaglio che fa, che può tornare a vita questo oliario a maniera che torna a dare frutto, capite? Non mi mettiamo che in questo luogo è un'economia, quindi prima riuscimo a sistemare e a fare fruttificare una rama di mezzo.
Salvatore, come te cade fa che come no? Allora, noi ci partiamo dal fatto che la natura, grazie a Dio, è generosa e quindi, come te possiamo dire, abbiamo il disastro nostro dopo questo grave incendio che abbiamo spento. L'idea nostra è di tornare a fare partire questo disastro, di non lasciare di sbattere, di lo innestare, mancare la linea dei alberi, ande da un vago non in linea una consattera dei alberi, però a sa fine, come tenere in torna da rifugi. torna da rifugi, innestante, aggiungendo, come tenere in sos antichi, si vuole tornare a formare un albero. Un albero. E quindi l'idea nostra po come bioghi dovremmo andare che azudo economico o di qualche progetto non bel bistato, allora l'idea nostra può ripristinare il nostro discusso di ripristinare il gas innestante sul disastro. Ma poi Antonio cada pure afore che hanno cambiato il sudotto. Sì, in mezzo a questo abbiamo pure spazio. Che non manco uguale sul disastro, quindi questo che era ripristinato. Questo che era questo sapranta no. Quindi in cui si pianta proprio savore a nuovo. Poi come te ne zebitenne, questa linna, ma da più di un periodo, a me da poter pensare, vabbè si entra questa linna non la queria nessuno accanto. Non la queria nessuno che a volta sotto in piedi. È tutta tittone, E questa scusa mo sono denigrati. E comunque sia non devo tenere profitto, può fare su che fuminelle, capite se vi dai sommattessi può affrontare il giro, poi sommattessi. E questo è mezzo ettaro ed c'è solo uno piccolo piano e poi come andiamo a abitare in un altro luogo, so danno che mette altro luogo. Lo dico che Antonio ha i guaiosso è tutto uno tittone, uno danno che a lo raccontare non rende manco l'idea adesso che siamo abitati nel Sosoio. Perché era del tempo mera, denari e buona volontà. E bicchiere poi comunque sia da pure fattene coi bicchiere danno comunque a bere il frutto. Purtroppo sì. Sempre quello che mo si sa. Ma a tornare a bere sul frutto che vedete mi esprimo perché non si da canno. Quindi però primo si fa che questa cosa è mezzo certa. Bene, non vediamo da voi Sattero Olivario. E in che pure siamo in un altro sasso, in un altro luogo del proprietario di Antonio Oro e Salvatore Oro, che si chiama Badde Geddas, e in che pure canto imbattitoio su danno e manno in ogni luogo, non solo in suo luogo solo, e quindi sono intervento sino che è immediato, capite, su danno non si può tenere voi. E in questo liario pure sono 60 afore, ma fu di 60 afore secolare, che dai una bella produzione. E io che sono proprietario però, io che si agattano con un afore apparentemente ficchito, però è brugliato dai suo fuoco. E sti chicca si dovrà rapponere, ma... Tanti imbattitoio sono tutto gai. Sutta su un bascente sono pudone, e quindi per fare una separa, o si deve cassare si pesa da su pudone, oppure comunque sia da Antonio danno una maniera esatta, comunque primo di decano, sino che frutta non si deve più. Salbure pure è stata offesa a metà, quindi siamo in certo spuro a fare una cosa o esattera. Comunque passato già un anno e amica hanno poco pochissimo. Quindi forse si ha da toccare prima di segare salbure e deve essere su e su che pare più forte, compreso? Antonio, tu sei d'accordo? Hai già deciso il separa? Purtroppo tocca vedere una decisione che a suo tempo si sta andando e noi scherziamo lì non vediamo a barrare. Quindi prima faremo, prima diamo una decisione e prima risultiamo a tornare a tenere sul luogo. Pure che lasciamo conoscere questa cosa fatta e noi pure dobbiamo tenere la coscienza della lasciare sul figlio nostro. Questa cosa è più importante. E difatti siccome associazione noi a chi ha da suo potere della fare questa cosa, della risolvere, gli mandiamo proprio questo messaggio. Capite Antonio e Salvatore hanno una gana e sa forza ancora della poter affrontare questa cosa, sa.
Però bada a meta, abbiamo visto che bada a meta loro, che dai sadie che è capitata questa cosa, l'hanno lasciato come ente fudi, capite, non hanno né mezzo economico, eppure Gente anziana, gente di una certa età, che non gente che non è pure, no? quindi tanto non rivolgiamo a chi è al suo potere di fare questa cosa, immediata però, non fra decano, no? Da che buon rimedio che è un'economia importante per questo luogo e poi la Sardegna in trea. E senza contare poi sul danno economico, ambientale che è, feo di idere. Voi ti senti denaro tanto tu è. No, è giusto che si tocca di fare qualche cosa sopra il presto possibile. Può dare torra animo a sa gente che una volta che queste cose scominciate e andare avanti che non arriviamo su speranza o un futuro. Sì, avete dato trivaglio pure a sto giovane. Sì, signore, se no la gente si canna. Mi vuoi raccontare Salvatore che mi da giovane, che querían magari erano dei imprenditori in questa campagna, vedendo lui hanno separato da fare. E noi che azzaronata si è poi Se sprunita. cominciamo a che fuire da No, questa no, campagna, no, abbiamo essere sempre chiave che comporamo sempre su chi questa lo barra Sì, sì. presente, viene questa cosa al gas, il disastro del suo genere, che non vada più intruito a sora, certo destino si Che sono un cambia. danno tutto, sapete. E queste campagne si abbandonano. Non mi trighiamo che arriverò salbure, il vita, salbure il respiro, salbure atti di aria, atti di abba, atti tutto salbure. Salvatore ha dato una cosa che non si impara in scuola elementare, ma è fondamentale per la vita umana. Salvore trasforma l'anidride carbonica in ossigeno tramite un processo che è un umido che si chiama clorofilla. No? Esatto. Quindi che non dà solo ricchezza economica, gusolia, sozzo e tutto il procedimento che betta, salina, ma non dà pure ossigeno. Salbure sa vita. Chi sono mine che l'ossigeno non vive. Sì, signore, noi respiriamo ossigeno. Noi respiriamo l'ossigeno. Questa contare che E me lo regala sa salbure. E non lo regala sa salvore. E quindi salvore poi è un essere vivente, come tutte altre cose. E noi appelliamo pure a queste istituzioni a non si dimenticare di questo luogo. Avete ancora sul danno, come è capitato nel 2021 ancora a voi. Anzi è pure vero che avete frattempo diventato una bucaglia, sutta. E noi sì, E io so chi se l'hanno fatta, vero Antonio? abbiamo stentato pure a beverne in mano, che pensavamo che e qualcuno non si a montare la rotta giusta per fare queste cose. Invece non so più nessuno, capito? E poi Salvatore è pure pericoloso, quando nasce questo puddone sutta, no? Diventano un allughinzo, Poi eventuale esatto los incendi che possono capitare. Quindi sono un danno sulla danno. In più che si cresce su vino, su ru, insomma, diventa un busco più su. Mauro, bene che non sa. La sosteia sul vino che cresce abbastanza. Mauro Bulu è uno che ha dato una mano, sicuro, l'hanno colato a piantare arbore. Mi via passato. Dai subito Mi un'opinione. via passato in media, giornata esempio. Notizie delle associazioni sindacali che hanno organizzato raccolte fondi, dove sia sa stampa. Fu sia su. Ma poi cosa deve sia fuori? Non ne viva nessuno. Se sto intrigato. Bene, col diretti, CIA, coltivatori. No, daremo so che la Confagricoltura finché sono passato a dare una donazione di una trincia per pulire un pago su loro, so che bifuni. E generoso. No, sono bagno spura, ma insomma, più di tanto non possono fare. Lo so, ma per esempio che a questo punto comunque tieni contatto con chi conta. Sì, quello che volevo dire. Perlomeno esistenza si è fatta, se ne santai. Questo non Riesci un gollao, assessorato, casino. Allora, basta pensare che dopo sul danno è stata protocollata una domanda con tanto del servizio fotografico, del video, eccetera, eccetera, a suo comune, ognuno il suo comune su, le Gugliere, eccetera. Ma è stato ripetuto stima, un'ultima del danno. No? Fatta finta da ingegneri e dall'associazione. Poi, anzi prima della votazione, hanno stabilito che dovevano pagare questa cosa e quindi mi chiedono un'ulteriore domanda.
Ma tanta domanda devo fare, quanto ingegnere devo pagare, quanta gente devo pagare, fai che domanda che sa risposta. La burocrazia è un mostro, Cioè, si chiama che su non esiste. E dipende che gusto Questo ma ma che le in dobbiamo giro, sono fare. tra le in giro, come sai. ti nata in napoletano, cornuto e mazziano. Bravo. Modo che la pagare gli ingegneri. Ehi. Poi vai a stare. E beh, certo. No, Ognuno poi c'ha pariente bene gratis vero. lo tribaglia. Un Tanto. video, qui c'è Rai 3, dove non vive. Ma siccome ti devo conoscere materia, cioè che devo conoscere gentaglia con potente di vai per forza. Se un intervento tu vai dagli amici degli amici degli amici. Tutto satto. Bello caso. Tutto il resto è noia, non hai da cantare. Tutto il resto. Noi come Passa la parola associazione noi siamo meta sensibili a questa cosa, sa. E poi tanto come poniamo in moto una campagna di solidarietà proprio per cogliere su chi potremo, tutto su chi potremo cogliere lo segniamo a proprietari se gai da fare che ne buono imprego può tornare il soliario a fruttificare come te fu una volta. E poi tanto mandiamo pure un appello a tutti gli altri che noi solo non possiamo fare più di tanto. Quindi sì, altre associazioni, comitato, comune, tutto ciò che hanno sagana di dire questo luogo tornata a vita come te primo, noi sa dire che hanno bene lasciamo il numero, su appuntamento che abbiamo su culturale se in noi si può contribuire a mandare un contributo e noi auguriamo che tutto vada bene. Adios. Grazie. Farei una breve premessa. Manco male. Se io andavo a B su Savini su Millenario, su Ria Storica di Accademia Milano, a Cuglieri, quando da pubbia a Ruttu, ha scritto una poesia in 3 minuti, si dà ligio, su Millenario. Te vini drista ha fatto, frari mio, a di bia in terra a Ruttu, finse su goro me bistiu al luttu e manco spilloni fanti brussonnio. A tu io l'asto millenario, a poi sudanno, grande sapientonisi, de dubus arruinaus e de dendonisi preparau d'antino sudario. Ca a poi morto, vari un oltraggio, spero di bogheco sa schifesa, chi maschera da s'antica bellezza a chi ni banda da ti rendo omaggio. In questa corti de verda nieda sa spoglia de su giganti fatta a perras, vittima de mille guerras, già iarta cintroce e coverta in arbedda. Certo non meritaste questa vini, commenti tutto sbeccius non servisi, e a commenti da più non rinverdisi, da gabba si incinice in pruini. Bravo.